Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo la sessione di questa mattina. Rispetto a ieri pomeriggio, che è stata, come dire, un po' il momento di festeggiamento, di celebrazione di questo ventennale progetto che finalmente stiamo chiudendo appunto bene con questi 23 volumi editi nell'arco appunto di circa 20 anni. Ecco, questa seconda, mattinata invece è dedicata più ad uno sguardo comparativo, quindi a mettere a confronto. Qui ci sono dei dubbi se sia possibile la cosa, però mettere a confronto Venezia con altre realtà e altre pratiche di scrittura sempre relative alla produzione di delibere consiliari o comunque di scritture a registro, in realtà appunto che andranno a toccare nelle prime due relazioni uno sguardo forse più generale, più ampio per quanto riguarda il panorama italiano, soprattutto l'età comunale italiana. Le ultime tre invece più degli approfondimenti specifici su dei casi che possono servire appunto di comparazione. Quindi lascerei la parola subito, salutando anche chi appunto ci sta seguendo, è collegato in questo momento da casa. Lascerei la parola quindi subito a Lorenzo Tanzini dell'Università degli Studi di Cagliari. Lui, oltre che autore di un libro molto importante proprio su queste tematiche, che è appunto A Consiglio, edito dalla Terza nel 2014, mi pare, si occupa di storia di Firenze, di civiltà comunale, di statuti, ha molto lavorato sugli statuti come fonte sulle statuizioni e ha lavorato su questo tipo di fonti, e quindi lascerei la parola a Lorenzo Tanzini. Il titolo della sua relazione è Consigli, delibere e verbali, il panorama comunale italiano. Grazie Ermanno, buongiorno a tutti, un ringraziamento ad Ermanno Orlando, a Gerardo Talli, all'Istituto Veneto per l'invito e per la possibilità di partecipare a questo momento che non è soltanto di celebrazione giusta e opportuna di un'opera giunta a conclusione, ma anche quella di riflessione e di confronto. Come giustamente accennava Ermanno Orlando, quella delle delibere consiliari è una tipologia documentaria che ormai da alcuni anni riscuote un rinnovato e crescente interesse da parte della storiografia, sia quanto a casi singoli di singole città italiane e non solo, sia quanto a interpretazione del fenomeno complessivo della realtà consiliare nelle città basso-medievali. Questa fase di fioritura della storiografia e della ricerca sul tema si avvale ormai anche questo da alcuni anni di una attenzione molto spiccata della storiografia europea, per il caso italiano, e questo non è una grande novità, ma anche di una spiccata tendenza alla comparazione a livello vasto, a livello potremmo dire europeo. In effetti i casi italiani, i casi delle grandi città comunali italiane hanno cominciato ad essere messi in connessione con tante realtà diverse del panorama europeo, non propriamente comunale, ma insomma del panorama della storia cittadina dell'Europa basso medievale. E questo sta portando, ha già portato e sicuramente porterà ancora un rinnovamento significativo della ricerca sul tema. Io in questo breve PowerPoint riporterò per i primi minuti della mia relazione qualche esempio di queste prospettive europee sul tema, sulla fonte delle delibere consiliari e sul tema dello stare a consiglio, del dibattito consiliare, della delibera, della decisione consiliare in chiave europea. Qui richiamo semplicemente con due locandine messe insieme in maniera un poco artigianale alcuni degli eventi organizzati da un gruppo di ricerca che fa capo all'Università di Aix-en-Provence. Il gruppo si chiama Rigidel, Registre de Délibération Communale e così via, e ormai da diversi anni organizza periodicamente incontri di confronto sulle deliberazioni consiliari nell'Europa basso medievale, nella prima età moderna, che hanno messo in luce, queste sono le locandine di alcuni ma ce ne sono altri, che hanno messo in luce i tanti casi europei di serie archivistiche di deliberazioni consiliari basso medievali. Sono casi abbastanza concentrati nell'area del Midi francese, della Provenza, della Francia meridionale in genere, non per nulla il gruppo fa capo a Aix-en-Provence,
ma anche la Francia, per così dire, regia, alla Catalogna, all'Adriatico, quindi possiamo dire dell'Europa notarile, che condivide in qualche modo non esperienze politiche in maniera diretta, ma un retroterra di professionalità notarile che si ritrova molto in queste serie di deliberazioni consiliari, ma negli anni più vicini a noi anche in realtà non notarili, diciamo, come la Germania meridionale e non solo, e persino l'Inghilterra, sono stati inglobate in quest'ambito di interesse sulle deliberazioni consiliari e il precipitato documentario del fenomeno consiliare. Allo stesso tempo, oltre alla valorizzazione di casi diversi del mondo comunale e non solo, in anni più vicini a noi, direi negli ultimi 10 anni, sono usciti lavori collettivi, questi partiti in buona parte da contesti italiani, ma anche in questo caso non solo, non più tanto sulle tipologie documentarie, quanto su alcuni concetti fondamentali della storia delle istituzioni, potremmo dire anche della scienza politica, che tuttavia si prestano ad essere studiati con problemi interpretativi importanti, ma comunque con grande frutto intellettuale, a confronto con le fonti consiliari basso-medievali. Qui vi ho riportato 3 esempi che mi paiono significativi di lavori della storiografia internazionale, uno uscito in Italia, gli altri, uno in Inghilterra e l'altro in Francia, negli ultimissimi anni, direi negli ultimi 5 anni, che focalizzano con saggi tratti da casi italiani e non. Molti dei presenti a questo convegno e anche chi vi parla hanno avuto parte in vario modo in alcuni di questi volumi. Il primo, Culture of Voting in Pre-Modern Europe, a cura di Serena Ferente e di altri studiosi, di Lovro Kuncevic e Miles Pattenden, dedicato al tema del voto, alle culture del voto nell'Europa, diciamo, premoderna, in effetti medievale e della prima età moderna. L'altro che è il frutto di un lavoro di un gruppo di ricerca coordinato da Yves Saint-Omer e da Corinne Penot in Francia, in questo caso la représentation avant le gouvernement représentatif, cioè sul tema della rappresentanza, in questo caso quindi il concetto del voto, il concetto della rappresentanza, il concetto del consenso, tutti concetti evidentemente polisemici e che si prestano a letture molto diverse anche in chiave di storia della cultura, ma che trovano una feconda possibilità di comprensione e di approfondimento proprio sulla base delle fonti documentarie, delle deliberazioni consiliari, almeno secondo questa fase, questo momento di interesse storiografico. Questo per dire che la nostra fonte documentaria, la nostra tipologia documentaria è oggi al centro della riflessione della storiografia internazionale, non solo dal punto di vista diplomatistico o dalla ricostruzione delle pratiche istituzionali in senso stretto, ma anche proprio come punto di partenza per una comprensione profonda dei nodi fondamentali, potremmo dire, della civiltà politica dell'Europa basso-medievale, ma anche dei nodi fondamentali che costituiscono la cultura politica dell'Occidente in senso lato. Potremmo estendere questa comparazione storiografica, per così dire, anche ad un altro ambito, per il quale però non vi ho riportato frontespizio, copertine di volumi, che è quello della comparazione del fenomeno consiliare e delle fonti deliberative municipali con il fenomeno, altrettanto rilevante sul piano istituzionale, dei parlamenti, delle monarchie, i parlamenti e delle assemblee, quelle sì davvero rappresentative dei ceti nelle monarchie europee. In questo senso, diciamo, non è tanto la storiografia sulle città che abbia guardato a questo mondo, quanto piuttosto il contrario, cioè la storiografia sulle assemblee rappresentative nei regni basso-medievali, abbandonata un po' la prospettiva, diciamo, costituzionale che era stata propria delle pubblicazioni sulle assemblee costituzionali italiane e così via, ha abbracciato una chiave di lettura più centrata sul tema della comunicazione politica, cioè sono ricompresi questi grandi fenomeni istituzionali delle assemblee di ceti, delle assemblee rappresentative, penso ad esempio a quelle della Corona d'Aragona, ma anche a tutta la grandissima tradizione inglese e di area francese, nella chiave di comprensione della comunicazione tra la società e il sovrano.
Ecco, questa ad esempio una sintesi molto importante di Michel Hébert intitolata Parlementer, cioè parlamentare, cioè come verbo, come atto del parlamentare, del comunicare, inteso quale chiave di lettura del fenomeno delle assemblee di ceti nelle monarchie europee basso-medievali, è una prospettiva estremamente feconda proprio in comparazione con il contesto municipale, perché se si parla di Costituzione, evidentemente la realtà comunale è molto diversa dalla realtà degli stati monarchici dell'Europa basso-medievale. Se invece si parla di pratiche di comunicazione politica, allora sì, i fenomeni e le fonti che hanno a che fare o con il mondo municipale o con il mondo delle assemblee di Stato possono essere intesi come manifestazioni diverse di realtà in qualche maniera comparabili. Questo per dire che la storiografia degli ultimissimi anni ha, direi, preparato il campo ad una riflessione a 360 gradi sul fenomeno dell'assemblea, del consiglio, della delibera, che vada anche oltre le divisioni per settori sicuramente geografici o geopolitici, ma anche tipologici, anche istituzionali. Questo per riprendere il tema che già ieri ha cominciato ad essere dibattuto anche in questa sede, proprio sulla possibilità di comparazione, perché, e torniamo alle nostre celebrate deliberazioni del Senato, è chiaro che anche un caso estremamente originale, non c'è bisogno di dire che il caso veneziano è originale, se inteso in questa prospettiva storiografica, trova una, direi, possibilità di dialogo, una possibilità di confronto estremamente fecondo, sia per la comunalistica, per così dire, sia, credo, e ne sono convinto, ne sono convinti i colleghi, per la storia di Venezia. Ora, superato questo passaggio storiografico, proverò brevemente a mettere a fuoco alcuni punti più tematici e qualche riferimento documentario per mostrare come questo grande fenomeno delle deliberazioni consiliari nell'Italia comunale, qui ritorniamo insomma nell'alveo più tradizionale e più familiare anche per le mie competenze, possano essere lette, intese, problematizzate e messe al centro di una riflessione in qualche modo nuova. Direi che il punto di partenza più fecondo, anche alla luce degli studi che vi ho citato, è quello della riflessione su oralità e scrittura. Noi siamo di fronte a delle fonti scritte. Ieri abbiamo ascoltato anche le problematiche ecdotiche, le scelte di confronto con la tradizione archivistica. Quindi è una fonte scritta, ma ormai è chiaro nella storiografia che la scrittura, anche in un contesto istituzionale, politico, quindi estremamente strutturato, si configura come, direi, uno snodo di pratiche comunicative che usano forme diverse, forme anche orali. La parola pronunciata, la parola scritta per essere vista e non per essere letta, la parola resa momento scenico, la ritualità, le scritture esposte, la funzione del discorso pronunciato in assemblea, la lettura pubblica di documenti che certo sono scritti ma che vengono fruiti perché ascoltati. Pensiamo ad esempio alle sollecitazioni di Paolo Camarosano sull'importanza delle lettere, scusate il bisticcio, lette, recitate in consiglio. Ecco, lo scritto quindi anche in queste fonti, ma direi soprattutto in queste fonti, va inteso come momento di una pratica della comunicazione della parola in cui lo scritto in senso stretto è una parte rilevante, ma che va intesa in un insieme in cui l'oralità o l'elemento visivo, rituale è significativo. Ora, a cosa serve in queste pratiche comunicative, diciamo così, multimediali, se mi consentite questa caduta lessicale? A cosa serve? Qual è la specificità dello scritto? Direi che la specificità dello scritto è la sua grande efficacia nel dare forma. Lo scritto serve a dare forma alle relazioni, alle pratiche e ai conflitti. Questo lo vediamo da tante tipologie documentarie, non esco da questo ambito perché di tipologie documentarie, essendoci a questo tavolo Attilio Bartoli-Langeli, non sarà in grado neppure di parlare, però di paralleli se ne potrebbero fare. Si pensi all'importanza della scrittura nelle pratiche giudiziarie. La scrittura nelle pratiche giudiziarie non è un momento accessorio, è un momento essenzialissimo, perché non esiste la pratica giudiziaria
senza scrittura, ma perché la scrittura dà forma, la scrittura incarna la procedura e la procedura è la sostanza della pratica giudiziaria, è lo strumento della soluzione, perché scrivere, segmentare il conflitto in momenti diversi, ritualizzare il conflitto, fare memoria del conflitto, definire i ruoli all'interno del conflitto attraverso la scrittura è esattamente il modo per uscire dal conflitto, per risolvere la controversia. Questo vale in modo molto simile, a mio parere, anche per le delibere consiliari. Cioè, le delibere consiliari, cioè lo scritto che noi abbiamo di fronte, certamente è una piccola parte, è una parte non trasparente, e questo è un grosso problema per noi, della pratica che ci racconta, ma esiste perché in quanto scritto è in grado di dare forma al conflitto, che è avvenuto, che c'è. Stiamo parlando di un contesto politico, in tutti i contesti politici esiste, diciamo, costitutivamente il conflitto. La scrittura ci serve a superarlo. Ora, la forma che la scrittura dà ai conflitti non è automatica, non è immediata. Si possono fare scelte diverse. Esistono quindi strategie documentarie differenti per dare forma ai conflitti. Uso questo termine conflitto per indicare così, la varietà di intendimenti, la varietà di fini, la varietà di aspettative che chiaramente una sede assembleare inevitabilmente porta con sé. Ora, in che modo lo scritto serve a dare forma al conflitto? Vi farò alcuni esempi, scusatemi se sono tratteggiati veramente in maniera cursoria, ma necessità di tempo e anche necessità di affrontare un po' il tema in chiave comparativa. Questo esempio è troppo bello per non essere fatto, perché San Gimignano ha un'importanza straordinaria nella storia delle pratiche documentarie, nella storia degli studi su questo tema, perché a San Gimignano, o per il comune di San Gimignano, si è conservata la più antica e consistente serie di deliberazioni consiliari di tutto il mondo comunale. Questa è l'edizione benemerita di qualche anno fa, purtroppo non seguita da ulteriori volumi. Ieri parlavamo anche della fattibilità di progetti editoriali. Questo progetto editoriale meraviglioso per l'edizione integrale delle fonti più antiche, delle fonti deliberative più antiche del comune di San Gimignano, ha avuto un primo episodio fondamentale, altri non sono seguiti almeno per ora, ma fondamentale perché qui Oretta Muzzi ha edito qualche anno fa i primi registri, il primo quinquennio dei registri delle deliberazioni consiliari del comune di San Gimignano. Siamo nel 1232-1237, ne seguono altri abbastanza simili. Ora, al di là del caso specifico, vi dicevo prima il conflitto, in che modo lo scritto nel caso sangimignanese traduce o risolve, per così dire, il conflitto, dà forma al conflitto. Qui abbiamo di fronte un consiglio convocato dal podestà di San Gimignano, coadunato al suono della campana, va bene, eccetera. Il podestà chiede consiglio letteralmente ai membri dell'assemblea. I membri dell'assemblea intervengono, vedete, Dominus Gentilis surgens consulit e così, e dixit quod, Riccardinus Petris urgent consulit e dixit quod e così via. Quindi ci sono quelli che letteralmente si chiamano i consiglia, cioè gli interventi dei consiglieri, dopodiché solo alcuni consiglieri intervengono, ma molti consiglieri esprimono il proprio parere, il proprio voto a favore dell'uno o a favore dell'altro, e vengono riportati non solo i numeri, ma proprio i nomi delle persone che aderiscono all'una o all'altra proposta. E se avessimo di fronte i registri potremmo vedere che anche graficamente il registro restituisce questo, cioè ci sono delle colonne di nomi sotto al nostro Riccardino Di Piero, una colonna più breve sotto il nome di questo Dominus Gentilis, oppure anche 3 colonne a seconda dei 3 consigli pronunciati, e tutto si conclude in questo modo però. Si conclude dicendo che la maggior parte del Consiglio ha aderito all'intendimento di uno di questi, in particolare 25 persone, mentre 18 hanno aderito all'altro. Perché questo ha a che fare con la risoluzione del conflitto? Perché il documento scritto cosa fa? Dà una sorta di mappa dei pareri espressi, una mappa, anche uso la parola in senso molto preciso,
E graficamente è una mappa, cioè vengono raffigurati in punti diversi della pagina i vari pareri. E questo serve perché? Perché lo scritto dà modo a chi ha lavorato in quella sede consiliare di essere in qualche maniera, non voglio usare il termine rappresentato perché è troppo pesante, essere in qualche maniera riportato, ricordato. Ciò che manca in questo tipo di documento, e manca sempre nelle delibere consiliari, è l'espressione chiara e dettagliata di che cosa si è deciso. Cioè, si è deciso di dar ragione al tal Riccardino, ma come, ora non vi metto a leggere, ma come vedete l'intervento di questo Riccardino è quello che è un intervento in consiglio. Si dice io vorrei fare questo e quello, ma non è una delibera articolata nei dettagli. Questa delibera articolata nei dettagli non c'è nei registri San Gimignanesi. Ma negli stessi anni andava, era in corso di elaborazione un modello di delibera un poco diverso, in cui invece si esprime in maniera molto chiara ciò che viene deciso. Questa è una citazione, è un brano preso dal codice diplomatico del comune di Perugia, è insuperato esempio di edizione di documenti di questa fase, non solo consiliari evidentemente, ma di questa fase sì, in cui compare la cosiddetta reformatio. La reformatio è un passaggio formulare chiarissimamente espresso e consigliato dagli stessi teorici delle istituzioni comunali, penso a Giovanni da Viterbo in primo luogo, ma anche Ranieri da Perugia. La reformatio che cos'è? È un breve passaggio in cui si dice il Consiglio ha deciso questo. Nel caso perugino del 1237, per cui vedete abbastanza, anzi molto risalente, cosa si è deciso? Di nuovo il Podestà ha donato il Consiglio e così via, ma il Podestà ha chiesto il parere del Consiglio su una bozza di delibera già ben strutturata. Non ve la leggo, ma la si vede abbastanza bene. Cioè, noi dovremmo deliberare a proposito di questa convenzione con il Comune di Gubbio, secundum hanc formam, e segue la convenzione. Quindi il Consiglio lavora su un testo pronto. Cosa fa però il Consiglio? In reformazione, nel momento in cui si prende la decisione, in cui la decisione viene capta, per usare l'espressione veneziana, si decide con la maggioranza di 3 quarti e più che si faccia così come superius continetur, cioè esattamente come è scritto nella bozza. Quindi si esce dal Consiglio di Perugia non con il prevalere dell'uno o dell'altro parere, ma con una delibera ben strutturata. Quindi vedete che ci sono 2 poli, per così dire. Ora eccedo un po', schematizzo un poco. Il polo della riproduzione della varietà nel Consiglio e il polo della chiarezza della decisione finale. Ora è chiaro che tutte e 2 sono portatori di un'esigenza da parte dell'istituzione. L'istituzione ha bisogno di 2 cose in questo contesto. Uno, di far sì che si esca dall'assemblea avendo deciso qualcosa. Questo è una buona regola anche per le assemblee e per le riunioni del nostro tempo, diciamo. E per uscire dall'assemblea avendo deciso qualche cosa è bene avere un testo ben strutturato o perlomeno redigerlo nel momento in cui si esce dall'assemblea. Ma allo stesso tempo il Consiglio ha molto l'esigenza di sciogliersi lasciandosi alle spalle eventuali conflitti, cioè facendo sì che chi ha partecipato a questa decisione non resti del tutto scontento dall'esito, anche se il parere prevalente è stato diverso dal suo. Quindi che in qualche maniera la varietà dei pareri venga salvaguardata anche in termini formali. Questa forma che vediamo adesso non è molto efficace per questo secondo obiettivo, perché la varietà dei pareri è un po' dimenticata. Un modo estremamente intelligente per risolvere questa doppia esigenza è quello che vediamo elaborare nel corso del tempo. Ora qui vi faccio un esempio un po' estremo nel caso del comune di Orvieto. Scusate se Orvieto ho scritto con la lettera minuscola. Qual è la soluzione? La soluzione può essere questa. Prendere i consilia, cioè prendere gli interventi, possibilmente pochi, ma espressi in maniera molto articolata e molto chiara e molto dettagliata, e poi nella reformatio votarne uno.
come dire, votare un ordine del giorno già ben strutturato. È il caso, vi faccio questo esempio perché è molto bello, però ce ne sono 1000 altri. Cosa succede nel Consiglio Generale Speciale del Popolo e dei Nobili del Comune di Orvieto nel 1348? Che si raduna il Consiglio, poi a un certo punto interviene una persona che, arrengando alta voce, dixit et consuluit, ma quello che segue, come vedete, è un brano talmente ben articolato sul piano retorico e talmente dettagliato anche nello specifico, perché poi vedete, qui ve l'ho tagliato perché non c'entrava in una sola carta, si specifica che i 7 consoli, che sono una magistratura comunale, e il capitano abbiano balia, cioè abbiano la facoltà straordinaria di deliberare su questo tema specifico, di nominare tot persone. Cioè, l'intervento di questo Tino di Giano, di Maestro Scagno, non è un intervento estemporaneo, è un intervento che sul testo è molto costruito. Quindi che cosa è questa delibera? La delibera è un frutto, il frutto che noi leggiamo, è il frutto di una elaborazione del dibattito consiliare la quale elaborazione ha messo capo alla definizione di un intervento nel quale si sintetizza l'esito della discussione. Ma questo esito della discussione lo si sintetizza in un intervento in modo tale da recare traccia nella delibera stessa del fatto che l'esito della discussione è il frutto di consilia, cioè è il frutto di interventi, non è calato dall'alto o dall'esterno. Quindi l'esigenza di esprimere in maniera chiara un contenuto, una delibera, è in qualche maniera contemperata dall'esigenza di far vedere che questa delibera è il frutto di una discussione, è un consilium. E in effetti i registri delle delibere consiliari di una buona parte delle città comunali trecentesche sono fatti così, cioè hanno una parte di protocollo, hanno dei consigli, normalmente pochi o pochissimi, ma ben articolati, frutto evidentemente di un lavoro notarile molto fine di concentrazione dei contenuti del dibattito consiliare sotto il nome di 1, 2, 3 consiglieri, e poi una reformatio, cioè una capta, un momento di voto, in cui si delibera ciò che è stato formulato all'interno di uno di questi consigli. Come si svolgesse questa modalità di elaborazione, lo ripeto, a me pare estremamente fine, è difficile da dirlo. Qualche volta lo vediamo benino, ad esempio in un caso valorizzato da una giovane studiosa francese che si chiama Carole Mabou, che si è occupata delle delibere consiliari del comune di Fucecchio. Fucecchio è importante non solo per avere dato i natali a Indro Montanelli, ma anche per avere una serie documentaria comunale estremamente ricca, già per la fine e soprattutto del 200 e per l'inizio del 300. In quel caso, qualche volta, i registri conservati restituiscono fasi diverse di questa elaborazione e quindi ci fanno capire anche quanto la delibera sia il frutto di un filtro estremamente selettivo, che mette capo ad una serie di consiglia che sono interventi, se li consideriamo come testi scritti, ma sono la sintesi, ciascuno di loro è la sintesi di più interventi, se li intendiamo come evento della riunione consiliare. Ci sono città che sperimentano modalità ancora diverse. A Siena, ma non ne parlo molto perché ne parlerà tra poco Roberta Mucciarelli, molto spesso i consigli, cioè il Consiglio Maggiore e il Consiglio della Campana, si limitano a dare a approvare appunto un parere in consiglio, ma questo parere in consiglio è il rinvio alla delibera di un altro corpo, normalmente il concistoro, cioè il consiglio ristretto che governa la città, e nei registri invece del concistoro o in quelli di cui ci parlerà Roberta Mucciarelli si trova il testo specifico della delibera. Quindi anche qui è mantenuta la modalità consiliare, ma il testo specifico viene formulato in altra sede. In qualche caso, ma raro, le due serie coesistono. Vi dico ma raro perché sostanzialmente ci sono solo 2 casi in cui i due momenti riusciamo a seguirli in 2 serie archivistiche distinte, quello di Firenze e quello di Bologna. A Bologna esistono le provvisioni in carta e le provvisioni in pergamena, non per tutta la storia 200-300esca di Bologna, ma comunque questa è Bologna. A Bologna esistono queste 2 cose qui. A Firenze esiste la serie delle cosiddette provvisioni registri, che sono delle delibere, sono queste cose qua,
E poi esistono la serie delle cosiddette consulte, che in realtà hanno il nome archivistico di Libri Fabarum. La serie delle provvisioni registri, questo vi faccio un esempio, è strutturata in questo modo. L'ufficio di governo delibera in maniera molto strutturata. La prima parte è esattamente la stessa che noi troveremmo nelle delibere del Senato. I signori e il priore gonfaloniere hanno deciso che Quod segue una lunghissima delibera, molto dettagliata. Dopodiché cosa succede? Si alza un consigliere, ma sempre solo uno, e dice consuluit secundum propositas, cioè dice credo che sia bene votare questa proposta. Dopodiché in riformazione si vota e si approva. Nel Consiglio era intervenuto soltanto una persona che aveva detto sì, d'accordo? Niente affatto. Erano intervenute molte persone, diverse delle quali avevano detto no, non siamo per nulla d'accordo. Ma tutto questo è scomparso dalla serie provvisioni. La serie provvisioni è molto simile quando ieri abbiamo visto insieme le foto dei registri con le coperte moderne, ma che imitano le coperte in asse del XIV secolo, potete immaginare quelle cose lì identiche, un po' più grandi, per i registri delle provvisioni di Firenze. Dov'è il dibattito consiliare? C'è in termini formali, perché in tutte le provvisioni si riporta che a un certo punto uno si è alzato e ha detto sì, va bene. Tutto il resto c'è in un'altra sede, che è la sede delle cosiddette consulte, sono quelle note anche per gli interventi danteschi alla fine del 200, ma quella serie lì si spegne molto rapidamente, perché sono semplici annotazioni delle pratiche consigliari. A un certo punto, già all'inizio del 300, diventano i cosiddetti libri fabarum, cioè sono soltanto i conteggi dei voti. Su questa certa proposta votano sì tot, votano no tot. Fine della registrazione. Molto interessante, anche perché si vede che molto spesso il Consiglio rigetta le proposte. Molto spesso. Solo le proposte che sono approvate dal Consiglio vengono redatte qui, ma si tratta di centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di proposte nel corso degli anni e dei decenni. Quindi, ripeto, c'è nel mondo comunale questa doppia esigenza alla quale si risponde in modalità diverse a seconda dei casi, di restituire la varietà del dibattito o perlomeno restituire il fatto che la decisione è frutto di un dibattito e allo stesso tempo dare la chiarezza di una delibera articolata e, data la complessità delle materie trattate, è evidente che la delibera deve essere lunga, deve fare riferimenti molto precisi agli statuti e così via. Con il passare del tempo, ora passa il tempo in tutti i sensi, ma adesso concludo, direi che con la seconda metà del 300 questo modello che avevamo sotto gli occhi, quello delle provvisioni fiorentine, diventa sempre più diffuso, cioè gli agganci alla pratica consiliare delle serie deliberative dei comuni italiani, eccetera, diventano sempre più formulari, sempre più rituali e sempre meno significativi, cioè l'elemento delibera prevale in maniera sempre più netta sull'elemento consilium. Però questo non deve essere interpretato, a mio parere, come a volte è stato fatto, come il segnale di uno spegnimento della vitalità del fenomeno assembleare. Perché se dal Consiglio esce fuori una serie di delibere come queste, certo significa che i registri in pergamena non ci raccontano più della delibera, della discussione, ma significa anche che il valore del Consiglio, dell'Assemblea, come sede in cui viene introdotta la legislazione, e mi faccio riferimento a ciò che diceva ieri Ermanno Orlando, viene esaltato. Perché i registri delle provvisioni sono, nel caso di Firenze o di Bologna, o i registri delle riformanze, delle riformagioni nelle altre città italiane trecentesche, anche se standardizzati, anche se molto simili, anche sul piano diplomatistico, nonché su quello della validità in diritto, sempre più simili a serie di ordinamenti, di statuti, sono pur sempre registri del Consiglio. E quindi la dignità istituzionale del Consiglio non è umiliata, ma in un certo senso è valorizzata, anche perché quando noi abbiamo di fronte questo tipo di struttura
Se è vero che il ruolo dei consiglieri sparisce, c'è un'altra parte formulare che cresce e che ha un peso rilevante, cioè quella della, chiamiamola renga, cioè la parte protocollare, che un po' come succede nei registri del Senato abbastanza spesso, non c'è subito il capta fut parts quod, c'è una premessa, cum, eccetera, eccetera. Cum è stata proposta una petizione, cum sia nell'interesse della Repubblica, eccetera, eccetera. Ecco, quella parte lì, in questo tipo di libri, è molto ampia e, essendo molto ampia, consente alla retorica del notaio del Consiglio di formulare alcuni concetti chiave che non di rado ritornano sul tema della partecipazione, della volontà collettiva. Ci ritornano in chiave retorica, si capisce, ma ci ritornano. Quindi l'elemento l'elemento del consenso e della partecipazione, che è sempre meno rilevante sul piano della delibera in sé, viene in qualche maniera recuperato sul piano della retorica della documentazione del Consiglio. E a proposito di questo vi cito un ultimo caso, e qui veramente concludo, interessante, che è quello, anche perché vedete, vi ho citato il caso dello Statuto del Comune di Modena, in cui si prevede che le propositiones, cioè questa sorta di ordini del giorno precostituiti da parte dell'autorità di governo, siano scritte prima dell'apertura del Consiglio e non in quaderno de bambace, ma in quaderno membrano, cioè siano scritte, le proposte, le bozze devono essere scritte in un libro di pergamena, che vuol dire che lo scritto ha una funzione di garanzia. È vero che l'ufficio di governo dirige i lavori consigliari e che i consiglieri sono un poco in una cassa di risonanza di decisioni già prese, ma la decisione deve essere scritta e presentata al Consiglio, perché è il Consiglio che si deve esprimere su di essa, non può essere modificata arbitrariamente in un secondo momento. Ma quello che mi interessava era soprattutto l'ultimo passaggio, citarvi un altro lavoro recente di uno studioso francese, si chiama François Oczachowski-Laurent, che ha studiato la storia di Marsiglia nel 300, adoperando proprio le deliberazioni consigliari. Ecco, le deliberazioni consigliari di Marsiglia non sono tantissimo diverse da quelle comunali, salvo il fatto che nelle deliberazioni di Marsiglia ci sono pochi interventi, ma questo anche in quelle comunali, ma non ci sono i voti. E quindi è difficile capire come si siano decise le cose. Però Oczachowski fa osservare che registrare la delibera insieme con i pareri del Consiglio serve a trasmettere l'immagine di una città concorde. Addirittura le deliberazioni consigliari a Marsiglia vengono anche modificate in un secondo momento, perché col passare del tempo si vuole plasmare la memoria dei lavori consigliari per dare l'idea, l'impressione, la consapevolezza di un lavoro concorde della città. Tanto che Oczachowski parla di mise en scène scripturaire, cioè che mi sembra un'espressione molto pregnante, a patto che non si intenda la messa in scena come una messa in scena. Cioè il documento è una messa in scena nella misura in cui è una narrazione estremamente selettiva del fenomeno assembleare, ma non è una messa in scena nel senso che sia una mera componente accidentale, è perché mettere in scena serve, è fondamentale nelle istituzioni, raccontare il modo in cui la decisione è stata presa. E a questo riguardo, ma qui ho finito davvero, quindi concludo, anche in un caso che è stato citato ieri da Dieter Gingerson, quello delle consulte pratiche della Repubblica Fiorentina nel corso del XIV secolo, si tratta proprio di questo. Le consulte pratiche sono una ulteriore sede documentaria fiorentina, non affine a quella che abbiamo letto adesso, che compare tardi, compare a metà 300. Lì non sono discussioni per deliberare, sono discussioni per discutere, cioè sono momenti in cui figure eminenti del ceto dirigente cittadino si confrontano ed esprimono pareri. Non si decide nulla perché non sono una sede decisionale, però si esprimono pareri. Ed è interessante leggere, mi è capitato di farlo recentemente per un lavoro a proposito del rapporto di Firenze, che la Repubblica di Firenze ha con la vicenda del Concilio di Pisa, e qui cito di nuovo il professor Girgenson. Le consulte pratiche sono esattamente una mise en scène scripturaire, cioè sono scritte con un'attenzione
maniacale a non usare mai parole fuori luogo. Non c'è mai nulla di compromettente, non c'è mai nulla di sopra le righe, per così dire, in quei riferimenti, perché quel documento serve a mostrare che l'intera collettività cittadina è giunta ad una decisione condivisa. Questo crea problemi a noi per capire la distanza tra il documento scritto e la pratica assembleare, si capisce. Ma è anche una grande risorsa per noi perché ci permette di intendere ciò che la cultura politica del tempo si attendeva e voleva dal documento scritto. E a mio parere ci permette anche di considerare questa tipologia documentaria estremamente eloquente da tanti punti di vista e ci permette di paragonare, confrontare tanti casi diversi anche nelle loro peculiarità, perché il caso veneziano, in cui evidentemente la dimensione della scelta collettiva è spinta fino all'estremo, tanto da cancellare i riferimenti ad ogni eventuale espressione, non già di dissenso, anche soltanto di dialettica, ma si tratta di una scelta estrema in uno spettro di possibilità che erano variamente adoperate nel contesto delle città europee basso-medievali, all'interno delle quali credo che il contributo dell'edizione delle deliberazioni del Senato trovi la sua enorme rilevanza storiografica. Vi ringrazio.